potere al popolo. Noi ci scherziamo, ma c'è qualcuno che magari la bottiglietta se l'è aperta in queste ore. Buongiorno da Sammy Varin, 5 minuti dopo le 11 in eterno ritardo, ma meglio tardi che mai. Eccoci alla seconda parte della nostra controinformazione mattutina e mattiniera. A quest'ora arriva il Qui Parlamento. Qui Parlamento. E ben trovata all'onorevole Tiziana Nisini. Ciao, buongiorno. Ciao, buongiorno a tutti voi, a chi ci sta ascoltando. Grazie per l'invito, è sempre un piacere. Lo sai che è un onore, vicepresidente della Commissione Lavoro. 2 parole sul rinnovo del contratto per i dipendenti statali. Ne stiamo parlando in questi giorni, non firmato da CGIL e UIL. Io non so a Pavia, ma qui a Milano noi diciamo piuttosto che niente, may piuttosto. E invece, secondo loro, è meglio niente. Tiziana Nisini. Sì, diciamo che non è proprio niente, perché si parla di aumenti medi mensili di 165 euro lordi, più tutte altre agevolazioni, aggiornamento del contratto collettivo nazionale, che poi finiscono per portare agevolazioni e migliorie anche proprio al rapporto di lavoro ed è benessere per il lavoratore. Ma il tema è che gli statali, nonostante la mancata firma di CGIL e UIL, è andata avanti. Ma è successa una cosa gravissima: CGIL, UIL e un altro piccolo sindacato non hanno firmato il contratto per gli infermieri, che prevedeva anche qui un aumento importante intorno ai 170 euro medi, e hanno bloccato anche le indennità per quegli operatori che lavorano al pronto soccorso, che vivono in una condizione già di criticità rispetto ai pronti soccorso. È una situazione che mai si è verificata, cioè non stanno firmando i contratti, quindi CGIL si lamenta che i salari sono bassi, ma non firma gli aumenti di salari per i lavoratori. Il tavolo sugli infermieri è saltato, si riconvocherà, però sono previsti comunque un aumento salariale e anche con gli arretrati. Il CGIL sta facendo questa operazione. Ora, mi sono chiesta ieri, leggendo tutti gli articoli che erano usciti sul giornale, se Landini si è messo a fare scioperi e basta e non pensa più ai lavoratori, perché facendo così indebolisce proprio quella categoria dei lavoratori che dovrebbe tutelare e difendere, e questo non lo sta più facendo. E su questo tema non ci sono solamente giornali che attaccano Landini di parte. Tutti i giornali ieri, la rassegna stampa metteva in evidenza questa situazione dove alcuni sindacati hanno rotto le trattative, hanno bloccato le trattative. E poi quando i sindacati sono insieme sono forti, con questa spaccatura indebolisce il sindacato stesso. Io voglio ringraziare la CISL, che comunque, come avevo già detto in passato, anche in tema di scioperi, ha deciso di fare un percorso partecipativo e non ha perso quella mission che è quella del sindacato vero, quello di tutelare i lavoratori. Si siede al tavolo delle trattative, firma i contratti che prevedono aumenti salariali, benefit, anche con la riduzione dei giorni lavorativi da 5 a 4, dei benefit aggiuntivi, anche i buoni pasto per i giorni che un dipendente lavora in smart working. Quindi sono tutte agevolazioni che vanno a creare benessere proprio nel lavoratore, ed è incomprensibile la scelta di Landini, che non fa più il sindacalista, quindi non tutela più i lavoratori. Si dovrebbe dimettere e, se vuole incidere sui salari in maniera importante, si candidi e faccia il politico, perché sta trasformando il sindacato in è diventato il braccio destro del PD. Non si capisce chi detta le regole, se le detta al PD, a CGIL che guida l'azione politica del Partito Democratico. Chiaro. E tutto questo a scapito dei lavoratori. Chiaro, ed è un teorema che, se mettiamo insieme il puzzle, ci fa capire come c'è qualcuno che manovra contro ogni cambiamento che questo governo sta facendo, anche quelli positivi per molte categorie.
Grazie, vero, è grazie. vero. Tiziana Nisini, buon lavoro, a prestissimo. Buona giornata a voi, a presto. Qui Parlamento. Beh, insomma, con tutte le brutte notizie che diamo ogni giorno, fatemi tirare un sospiro di sollievo, perché quando vien la sera è con noi Vilma De Angelis. Ciao! Buongiorno. Sono molto emozionata l'idea di essere con voi oggi. Ah, Vilma, siamo noi emozionati perché tu sei indimenticabile per tante generazioni, dai più vecchietti ai più giovani che ti ricordano per la tua simpatia, per la tua allegria, nonostante tutto che non sei più proprio giovinetta, certo. No, tutt'altro, sono vecchietta. Ma no, anche perché ti sai riprendere anche dall'ultimo spavento, quel piccolo problema che hai avuto in casa, e che questo però insegna che quando bisogna camminare, soprattutto quando si scende le scale, sempre meglio attaccarsi al corrimano, è vero? Sì, verissimo. Lo diciamo a tutte le persone non più giovani, sai, molto spesso uno dice ma sì, ce la faccio, meglio andare piano, attaccarsi quando c'è il corrimano sulle scale, perché se poi si cade ci si fa male, dopo è tutto... Infatti purtroppo ci si fa male e il male poi te lo porti appresso, come sto facendo io, e mi costa moltissimo a livello psicologico, si intende. Ti capisco. Perché sono qua un po' tutta tremante e ho paura. C'ho una baracca nella quale mi appoggio, però ho paura perché dici sta attenta, non ti muovere, non camminare, lascia stare quella roba lì di metallo, che se no cadi e poi
la situazione peggiora un'altra volta. No, non ti preoccupare che migliora, perché pian pianino tu sei forte, ritorni come prima. Poi chiaro, non si può pensare di arrampicarsi, di fare Tarzan, eccetera. Però si fanno tante cose, e poi lo sai che hai un pubblico gigantesco in questo momento. Già ci stanno scrivendo gli ascoltatori, ci stanno mandando tanti cuoricini per te. Grazie, che carini. C'è un pubblico che ti aspetta ancora in televisione, e sai, anche in televisione non c'è mica bisogno di ballare, si sta tranquillamente seduti su una poltrona e lì puoi Sì, infatti, raccontare. È vero, eviti di saltare, di fare i soliti giri. Ma certo, ma Seduti, la tele si fa anche seduti sulla poltrona. Senti, a proposito di televisione, qui lo sai, ormai mancano pochi giorni, comincia Sanremo, e tu sei una che ha fatto la storia anche a Sanremo. Qual è il ricordo più bello che hai di Sanremo, che ti porti dietro? Appena pensi a Sanremo ti viene subito in mente quel ricordo. Ma probabilmente è l'inizio di come fu, perché sì, gli anni sono veramente tanti e passati, però l'idea di andare a Sanremo la prima volta con patatina. Sì, infatti, niente, è stato molto bello. Sono andata a Sanremo per 5 anni. Cavolo! Sì, infatti, ma sono passati ed è un periodo ormai che non mi torna più, insomma. Però non ritorna più neanche per noi, Vilma, nel senso che il Sanremo di un tempo non è più il Sanremo di oggi. Oggi ci vanno quei rapper, molti di questi sono stati anche condannati, ho letto oggi sul Corriere che c'è uno addirittura, sì, non l'ho letto. Amy Schilla, si chiama Amy Schilla, no? Che ha cantato canzoni violente, eccetera, è stato condannato, c'ha il DASPO, non può più andare in nessuno stadio, eccetera, ma andrà a Sanremo, ma lo vedremo a Sanremo. Va bene, ci fa notizia, insomma. Sì, ci fa notizia, ma soprattutto ci fa pensare, ma questi sono i maestri che insegnano ai nostri giovani. Cioè oggi a Sanremo è possibile che mandano, posso essere volgare, cani e porci, basta avere dei like, sai il like su internet, no? Che dici mi piace, questi diventano poi nel bene o nel male i maestri per i nostri ragazzi. Che cosa mai possono insegnare? Molto negativo, perché in fondo Sanremo ai nostri tempi, cioè agli inizi, no, a metà o quasi, insomma, era una cosa bellissima da affrontare, emozionante da stare addirittura male, no? Poi quando avevi finito avevi fatto una cosa che piaceva al pubblico. E io ricordo il mio primo Sanremo, importante, molto. Andai in treno con mia mamma, e poi quando tornai indietro veramente mi meravigliai tantissimo, perché passavano da un vagone e l'altro per venirmi a vedere, no? A me e alla Betty Curtis che era con me. Dai. Cioè eravamo, in teoria, non eravamo, dentro di noi non eravamo nessuno, non ce ne importava molto, e la gente invece si meravigliava di vederci lì. Stupendo. E passavano negli scompartimenti, perciò l'emozione fu grandissima e durò degli anni. Ecco. Posso dire una cosa, Vilma, che se tu tornassi su quel treno sarebbe la stessa cosa anche oggi. Ma sì, è vero, è verissimo, perché non si sa per quale motivo il nostro personaggio e quello che abbiamo fatto è rimasto nella memoria delle persone non più giovanissime, e questa cosa ci sciocca, perché dici ma come fa questo qui a ricordarci che io 20 anni fa cantavo una canzone, ecco, come quella che abbiamo sentito poco fa, no? Certo. Ma sai perché? Perché sei stata maestra
di cose belle, di cose buone, hai lasciato un Grazie, ricordo grazie. positivo, a differenza della musica di oggi che è inventata apposta, come una caramella diventa la musica, la mangi, la succhi e poi finisce, sparisce. La musica di un tempo invece lasciava un ricordo e il personaggio di un tempo era più gentile, più aggraziato, parlava di valori con la V maiuscola, di famiglia con la F maiuscola, cosa che adesso quasi parlarne è un'eresia. Quindi per quello, Vilma, è per quello. Certo, peccato perché io da persona normale, un po' malatina per via di quello che hai detto prima all'inizio, cerco mi infilo in queste loro scelte, no? E mi piacciono quelli che cantano, mi piacciono come si vestono, mi arrabbio per vedere cose che proprio non mi vanno giù. Però è una soddisfazione enorme per i giovani arrivare a Sanremo e arrivarci bene. Vero. E io lo auguro a tutti con tutto il cuore. E anche noi lo auguriamo, sperando naturalmente che Sanremo porti anche argomenti positivi e buoni insegnamenti per i più giovani. Senti, mentre parlavamo sono arrivati messaggi e c'è qualcuno che mi chiede se tu abiti ancora a Milano in zona Corvetto. Io sì, abito a Milano in zona Corvetto. Sai perché? Ho una casa qui in Corso Lodi e ormai ce l'ho da 30 anni perché così è andato il periodo. Non questa perché prima ne avevamo altri, però erano sempre in Corso Lodi, no? Sai perché? Sai perché? Perché Piazzale Corvetto, zona Corvetto, purtroppo è diventata famosa in questi ultimi mesi per i famosi Maranza, per quell'inseguimento drammatico che ha fatto la polizia e c'è scappato anche il morto. E proprio per questo che ti dicevo che se hai qualche sensazione che stia cambiando anche la città di Milano, la tua zona, e questi Maranza, questi ragazzotti, ti fanno paura o secondo te è soltanto una moda di un tempo, anche se questi rubano, cavolo. È vero, hai ragione, guarda, è una tristezza vedere e sentire queste cose, perché ti illudi che la tua casa sia protetta magari dall'amicizia, dalle persone che incontri per strada, dal tramonto. Adesso sono settimane che c'è sempre sole e dici vedi che bello, cioè queste cose ti aiutano, ma non ti aiutano, non ti fanno sopportare quello che succede e ti rovini un po' il passato. È vero, ma bisogna essere ottimisti e sperare chiaramente che tutto possa passare, che anche queste mode strane di gente che vuole insegnare ai nostri figli e come si deve fare a Milano, certo. andare in giro col coltello, mamma mia. Certo, hai ragione. E a insegnare la tranquillità, il doppio, magari anche la poesia, ma che ne so, insomma, sono passati troppi anni per poter curare e vivere una cosa così, insomma. Speriamo bene, dai. Assolutamente sì, guarda, speriamo bene e da quello che mi scrivono gli ascoltatori che ti fanno tanti auguri e non vedono l'ora di rivederti in TV, siamo assolutamente ottimisti. Vilma De Angelis. Grazie. Vilma, io ho fatto... Dimmi. No, siamo stati contentissimi, ma soprattutto questo ti serve perché ogni tanto, io lo so che me la tiro, sono contento che mi hai dato questo regalone di essere in diretta su Radio Libertà con Sammy Varin, però questo ti serve che ogni tanto giustamente fai qualche intervista qua e là, se non vai in televisione, ma falle in radio, perché la tua voce dà ancora sicurezza, positività, simpatia. Grazie. Ed è Io importante. mi illudo. No, è mi così. illudo in questa realtà perché non sto tanto bene. Purtroppo
quella cosa strana della caduta che ho fatto ha creato nel mio corpo e nella mia testa soltanto delle cose negative, e questo mi dispiace, perché raramente, ecco, le ultime 2 cose che ho fatto che mi sono piaciute quest'anno a primavera mi hanno trascinato perché non stavo bene, però sono riuscita a fare 3 passaggi in televisione e hanno avuto un grosso successo, grosso. Certo, E le ho mi sono visti. Su YouTube cercate Vilma De Angeli, signori, applauditissima, si è messa a cantare, eccetera. Oh Vilma, ma adesso io te lo ricordo sommessamente, sono 94 e insomma 94 sei un esempio bellissimo. Scusa, 94 cosa? Ah, sì, No. scusa. Era una battuta. È la mia età. Era una battuta. Mamma mia, che paura che ho. Non ci credo neanch'io, no? Neanche noi. Infatti, grazie. Avanti così, Vilma, quando vuoi. Speriamo, dai. Ma Io certo. adesso seguirò il Festival di Sanremo. E poi magari ti facciamo un colpo di telefono dopo Sanremo e ci dici cosa ti è piaciuto. Qualcosa ci sarà di sicuro. Volentieri, mi farebbe piacere se voi lo faceste. Sei gentile. Grazie. Grazie. Vilma De Angelis, un bacio, tutto per te. Ciao, grazie, Ciao. grazie. Ciao. Ricambio con tutto il cuore. Grazie, a presto. Vilma De Angeli, signori, mamma, quanti cuoricini, quanti applausi, quanti abbracci. Bellissimo, perché rappresenta una generazione lontana, nata nel 1930, ma ancora forte, combattiva. Avete un papà, una mamma, un nonno, una nonna, e quando ci parlate insieme vedete la verve, il carisma ben diverso da quello di molti giovani di oggi. Ecco, l'augurio che vogliamo fare è proprio di trovare una via di mezzo, di non puntare soltanto sui cattivi maestri di oggi che picchiano, violentano, vengono denunciati ma poi vanno a Sanremo. Ecco, forse c'è una via di mezzo? Certo che c'è. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Buongiorno care amiche, buongiorno cari amici, ascoltatori di Radio Libertà da Alberto Acerbis. Questa mattina voglio parlarvi di una cosa straordinaria, di un momento particolare, di un momento importante per la nostra Italia. Se amiamo l'Italia, dobbiamo amare anche i suoi prodotti, i suoi figli, che alla fine sono i suoi frutti. Siamo in piena raccolta delle olive, stiamo producendo l'olio nuovo, qualcosa di straordinario. La produzione quest'anno è un po' migliore dell'anno scorso, anche il frutto si presenta bene. Quindi a tutti coloro che ci conoscono già, a tutti coloro che vogliono provare l'olio extravergine di oliva Acerbis, la grande offerta è di ricevere 6 bottiglie di olio Acerbis da 1 litro direttamente a casa vostra, chiaramente estrazione a freddo, chiaramente 100% italiano di olive italiane. 6 bottiglie da 1 litro di olio Acerbis a casa vostra, parlo dell'olio novello, 84 euro. Il trasporto è gratuito, chiamate 030 68 44 08 o visitate olioacerbis.com. Grazie. stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Ciao, un saluto e un abbraccio a tutti gli ascoltatori di Radio Libertà. Sono Valentina Muscia, un'artista siciliana. Adesso ascolterete il mio inedito più forte stanotte, scritto e composto. Aspetta, no, mi devo scusare con quest'artista, ma giustamente ti capita con il WhatsApp, schiacci il bottoncino e va troppo veloce. Rifacciamo da capo. Valentina Muscia, sentila un po'. Ciao, un saluto e un abbraccio a tutti gli ascoltatori di Radio Libertà. Sono Valentina Muscia, un'artista siciliana. Adesso ascolterete il mio inedito più forte stanotte, scritto e composto da Luca Napolitano. È un pezzo dance elettronico, vi auguro un buon ascolto. Ciao!
Oh, a proposito di come cambia anche la musica, però questa, nonostante sia una canzone sexy, comunque non è volgare, è Più forte stanotte di Valentina Muscia. Mezz'ora fa abbiamo sentito Quando vien la sera di Vilma De Angelis. Più o meno dicevano la stessa cosa, però diciamo che questa è un po' più chiara. Più forte stanotte, Valentina Muscia, un viaggio emozionante che esplora la connessione tra due persone. Ehi là, siete connessi, sono le 11.33, Sammy Varin, Potere al Popolo, Radio Libertà. Parliamo di territorio? Andiamo in regione Lombardia. Va ora in onda Focus Lombardia. Innamorata della sua terra e delle sue montagne, abbiamo con noi la consigliera regionale della Lega in regione Lombardia, Silvana Snider. Ciao! Ciao Sami, buongiorno a tutti gli radioascoltatori. Grazie per essere... bellissima terra di Valchiavenna, Valtellina. Ah, lo so, lì, signori, la Silvana è nata, vive, torna ogni volta e parla quotidianamente, difende il suo territorio, che poi è bellissimo. E in queste ore, signori, ci siamo guardati intorno qui a Milano e quando spunta un po' di sole si vedono le montagne bellissime, piene di neve. Il maltempo è passato, per fortuna non ha provocato gravi danni, ma un po' di danni li ha provocati qua e là per l'Italia e anche in Lombardia. E allora, visto che vogliamo parlare di montagna, parliamo proprio dei problemi del maltempo, perché mi hai fatto vedere prima la foto di una frana. Dove è avvenuta? Ma guarda, proprio ieri sera qui sulla statale 37, nel mio comune, a Villa di Chiavenna, c'è stato un distacco di un grosso masso di quasi 10 metri cubi che ha interrotto la viabilità. E tu sai che io sono in zona di confine e qui passano migliaia di frontalieri ogni giorno. Tu immaginati subito lo spavento che hanno preso tutti. Adesso qui si chiude la strada, non possiamo andare al lavoro. Invece, grazie a un intervento che è stato fatto alcuni anni fa, quando ero sindaco, abbiamo una ciclabile lì, abbiamo deviato, diciamo, il traffico dei veicoli leggeri sulla ciclabile e riusciamo a far passare. Intanto la strada è chiusa perché c'è un grosso masso in mezzo alla strada che grazie a Dio non è arrivato sopra una macchina che passava in quel momento. Chiaro, e qui anche un pizzico di fortuna ci vuole, lo stiamo vedendo adesso nella foto che mi ha inviato, è enorme, fa davvero paura. Neve, maltempo, ma anche l'amore per la montagna, dicevamo, e quello che la Lega e Regione Lombardia sta portando avanti sul fronte montagna. Dai, snocciola qualche battaglia, qualche proposta che è stata approvata o che è lì sul tavolo in via di approvazione? Beh, intanto mi piace sottolineare che grazie anche al nostro ministro si sta portando avanti una legge sulla montagna che poi dopo chiarisce una volta per tutti che la montagna è bella, ma ha bisogno anche di essere considerata in quanto un territorio speciale e spesso purtroppo anche più disagiato di altri. Regione Lombardia è sempre stata vicina alla montagna, sia dal punto di vista agricolo che sul discorso della viabilità, e un discorso legato anche agli interventi del dissesto idrogeologico. Proprio in questo periodo ha staccato diversi milioni di euro che vanno proprio a salvaguardia del nostro territorio. Molto vicino all'agricoltura anche in un periodo in cui sappiamo, ne abbiamo già forse parlato un po' di tempo fa, c'è un animale che d'un tratto ha pensato che questo territorio è bello, che ci crea un po' di difficoltà, e questo si chiama lupo, cioè i grandi predatori che erano scomparsi e oggi ci sono, mettono in ginocchio le nostre imprese agricole. Qui perdonami, è un argomento importante, perché parliamo di Lombardia, ma non soltanto di Lombardia, a parte al di là poi in Svizzera con problematiche molto simili e forse anche più gravi, ma anche in altre parti d'Italia il lupo ha fatto la sua ricomparsa
diciamolo, quasi mai è possibile che divenga pericoloso per l'uomo, a differenza ad esempio dell'orso. E anche qui un'altra battaglia della Lega, e che possiamo dire comunque il parere poi diventa trasversale, perché chi considera questi animali giustamente bellissimi, nel caso del lupo, e che cavolo, come puoi non pensarlo, però quando diventano troppo presenti provocano problematiche incredibili e diventano pericolosi per l'uomo e per tutto quello che l'uomo porta avanti. Quindi argomento trasversale che colpisce le coscienze in maniera differente, ma ricordiamo, nel caso del lupo qualcosa si sta muovendo, perché gli esemplari cominciano a essere troppi, ma soprattutto si avvicinano troppo ai centri abitati, a tutto quello che l'uomo ha costruito e porta avanti. È vero, Silvana? Dici bene. Poi vorrei sottolineare come gli agricoltori, cioè chi lavora la terra, chi ama la terra, chi accudisce gli animali, non può che, diciamo, avere un riconoscimento anche per questi animali selvatici, eccetera. Però è chiaro che se questi poi arrivano nelle loro stalle, addirittura qui in zona i lupi entrano nelle stalle in fondovalle e vengono visti attraversare la strada, tu capisci che si crea anche una sorta di allarmismo, giusto o sbagliato? Cioè adesso noi sicuramente la prima cosa che dobbiamo fare è garantire la sicurezza dei cittadini e anche far capire ai nostri allevatori, che già fanno fatica e nelle zone di montagna ancora di più, che siamo vicini e stiamo facendo tutte le verifiche per capire come si muove la questione, tenendo presente che nella vicina Svizzera la cosa è già stata ben definita. Se gli animali arrivano troppo vicino, piaccia o non piaccia, comunque vengono abbattuti, perché la difesa di un ambiente agricolo montano viene prima di tutto il resto. È difficile per alcuni capire questo, ma dobbiamo arrivare ad affrontarlo. Regione Lombardia cosa sta facendo? Chiaramente anche con mia prima firma abbiamo approvato all'unanimità una mozione già tempo fa che invitava la Giunta a monitorare la questione, a sentire ISPRA e capire come si può intervenire. Oggi un'altra mozione che abbiamo depositato chiede addirittura anche a livello dei pronti soccorsi di non fermarsi in caso di morsiccature di animali selvatici a dire ma sarà un cane, ma cerchiamo di approfondire il tutto con degli esami del DNA per capire se invece trattasi di lupi. Perché? Ma non perché ce l'abbiamo col lupo, ma perché è giusto che noi cerchiamo di capire come si sta evolvendo questa situazione, quanti lupi abbiamo, perché anche il numero dei lupi potrebbe essere secondo alcuni sottovalutato. La convivenza tra uomo e lupo è un po' difficoltosa, lo sappiamo tutti, non vorrei si sottovalutasse questa problematica per poi doverci leccare le ferite per qualcosa di molto più complicato. Un'ulteriore richiesta che abbiamo fatto è proprio quello di un osservatorio che ci permetta appunto di seguire di più il movimento di questi lupi che in effetti, se andiamo a vedere un po' a livello italiano ma anche a livello lombardo, può essere stato anche una causa di chiusura di diverse aziende agricole, e questo non è sicuramente una buona cosa per il nostro territorio. Ricordo che c'è la fauna da preservare, ma abbiamo anche la flora, cioè tutti quegli ambienti montani che abbiamo ce li abbiamo così belli perché gli agricoltori arrivano a mantenerli. Se questi si stancano e non si sentono comunque sostenuti anche a livello politico, poi dopo non li rivediamo più e la montagna viene abbandonata. Non è questo che vogliamo, noi ci siamo. Vediamo ad esempio oggi c'è stato un distacco di un masso roccioso e questo si è staccato dalla montagna, ma spesso capitano anche dei franamenti in alveo, dei franamenti di muracchie realizzate a suo tempo. Se abbiamo gli allevatori, gli agricoltori sul territorio, la manutenzione ci viene assicurata. Quando sarà tutto abbandonato avremo degli ulteriori problemi che ci causeranno ulteriori richieste di fondi per andare a sanare quello che oggi sono loro stessi a curare. Perciò va valutato il tutto
nel suo complesso. La vicinanza alla montagna è proprio quello, consideriamo la terra e chi ci abita. Io ci abito, chiaramente qui non mi toglie nessuno. Oggi dicevo, quel sasso che è caduto, chissà se si sarebbe rotto se arrivava sulla mia testa, perché ho la testa dura, non mollo a difesa della mia terra. E questo è bello, da brava montanara, e si è gnocchi, come si dice da certe parti, e questo ci vuole oggigiorno, e soprattutto per chi abita in quelle zone una mentalità differente, giustamente differente rispetto alla nostra e di chi magari ci passa soltanto per qualche ora quando va in vacanza. Grazie Silvana Snider, consigliera regionale della Lega. Buon lavoro e alla prossima. Grazie Sami, buon lavoro a te e un arrivederci qui in montagna a tutti i radioascoltatori, perché ci sono i sassi, ma c'è anche oggi è uno spettacolo. Abbiamo la neve illuminata dal sole, è uno spettacolo. Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier. Vabbè, la Silvana Snider ci mette anche invidia, sì, chi ha in questo momento davanti lo spettacolo delle montagne sta sicuramente meglio anche solo psicologicamente, nonostante i problemi quotidiani, le brutte notizie sui giornali, gli acciacchi, sentivamo prima da Vilma De Angelis, però basta a volte magari un sorriso, e la vita poi, quando guardi lo spettacolo della natura, ti sorride ancora di più. 11:44, ancora buongiorno. Sammy Varin, potere al popolo, secondo round della nostra controinformazione, ma soprattutto appuntamenti da non scordare targati Lega e i vostri messaggi. Ne sono arrivati tanti per commentare le notizie di oggi, e naturalmente il governo avvisato. Il numero per i vostri WhatsApp è 340 67 09 659. Io parlo con l'ultimo a questo punto. Comincio dall'ultimo arrivato in questi ultimi minuti. Sammy, ma il monarca e re Mattarella parla troppo e molto loquace sui problemi magistratura. È vero, mamma mia, quanto sta parlando. Ringraziamo il duo Toti e Lupi che ce l'hanno regalato ancora per 7 anni, scrive Gino. Assolutamente le nostre riverenze. WhatsApp, troppi soldi per gli statali, brontola qualcuno. Abbiamo parlato prima con Tiziana Nisini sul rinnovo del contratto per i dipendenti statali, ma anche per i dottori e gli infermieri, che è stato annullato perché ai sindacati non bastava. E io, come dicevo prima, piuttosto che niente, meglio piuttosto, si dice in milanese, piuttosto che niente, meglio piuttosto, e invece i sindacati preferiscono niente. Solo i Sala a Milano. Prima abbiamo intervistato il sottosegretario di Stato Alessandro Morelli, e anche della Butad, che il PD vorrebbe Cecilia Sala sindaca a Milano, ma no, è solo una Butad. A Brescia invece lanciano le bottiglie dal quinto piano in centro. Sul giornale Brescia Oggi vengono chiamati Maranza, sottovalutando la gravità, ci scrive Paolo da Brescia. E Paolo, anche Brescia è governata dal PD. Gianluca da Carnate, vai di Morelli. Sì, chissà che facciamo sindaco qui nel centrodestra. Anche Alessandro Morelli ha detto: oh, ragazzi, dobbiamo svegliarci un attimino. Morelli sindaco? Sardone sindaco? Io non dico niente, però se volete dire la vostra, 340 6709 659. Buongiorno, faccio notare con soddisfazione la risposta che Molinari su Rai 3 ha dato. Noi non siamo né di destra né di centro, ma della Lega. Brava Mauri da Trieste, è vero, e ormai ci mettono tutti nella destra, siamo nella destra. Ancora WhatsApp 340 6709 659, con un grande grazie naturalmente a tutti coloro che già alle 7:30 accendono Sammy Varin su Radio Libertà. Il giorno che certi episodi capiteranno a una certa parte della magistratura e parte politica, li aspetto tutti quanti per ascoltare
ascoltare quello che avranno da dire, dal momento che quando sono coinvolti i loro malgrado cittadini che non fanno parte del loro mondo, lo so, caro Joe, qui parliamo naturalmente di chi riceve un avviso di garanzia o ancora di più, e dichiaratamente di una parte politica che non è quella di chi sta conducendo le indagini o del giudice che dovrà decidere se è colpevole oppure no. Non sarà che dall'Europa ci hanno mandato il caso Al-Masri per togliere l'attenzione sul caso Greengate, sul caso Qatargate, visto che non se ne sente più nulla? Clara ci mette il dubbio, ma il nostro lavoro è anche questo, signori, di darvi tante notizie, di dirvi tanti pareri e instillarvi il dubbio. Questo è il lavoro più bello del giornalista. Poi la verità sta nel mezzo, ma noi vi stigliamo il dubbio. Meloni senza velo sembra una pagina vietata ai minori, no? Angelo da Venezia, ma tu pensi sempre a quello, già la mattina, chissà ora di sera, che fai? Tarrush e Gamea anche tu? Sta attento! Ciao, eccoci, grazie per ieri. Oggi abbiamo nuovamente a richiedere, questi richiedono il resto a lottare di Totò, grazie, abbiamo guadagnato nuovi ascoltatori e sono i fans della Totò Band che abbiamo ascoltato l'altro giorno. Cari fans, Francesca, Erika, Maria, Andrea, Salvo, Nicoletta, Alessandro, Gianni e Lucia che fanno capsule e cialde, te l'ho detto, noi ne abbiamo bisogno moltissimo, assolutamente sì, ma la canzone ve la metterò nei prossimi giorni. Sai qual è il problema? E lo dico naturalmente alla persona gentilissima che mi scrive, che abbiamo la programmazione già pronta e prefissata. Io prendo artisti indipendenti e li colloco ogni mezz'ora all'interno dei miei programmi, quindi in diretta dalle 7:30 del mattino c'ho una canzone alle 8, alle 8:30, alle 9 e poi ancora riprendo alle 11, dalle 11 a mezzogiorno c'ho l'appuntamento musicale alle 11 e alle 11:30 e ho prenotazioni per giorni e giorni da parte di questi artisti indipendenti che mi scrivono su Instagram, su Facebook, mail sammy.varin@radiolibertà.net e giustamente, sai, gli prenoto lo spazio assolutamente gratuito, lo ricordo, con il passaggio della loro canzone, a volte anche con i saluti dell'artista, e quindi adesso devo cercare di portarmi avanti trasmettendo queste prenotazioni musicali. E lo dico per voi ascoltatori, ciò che sentite su queste frequenze quasi mai gira sulle altre radio nazionali. Noi abbiamo la fortuna di arrivare in tutta Italia sulla banda DAB dell'autoradio, sul canale 252 del televisore, e per un artista territoriale poco conosciuto a livello nazionale è una boccata di ossigeno potentissima la nostra radio. Proprio per questo che io ci tengo a mandare in onda questi cantanti che sono bravissimi ma che non vengono considerati abbastanza. Anche Melania senza velo, la Obama col velo. Chiaramente si scherza sul fatto che la Meloni l'altro giorno sia andata a parlare con il Bin Salman e a portarci miliardi e non aveva sul velo, e l'ultima Boldrini o l'ultima Schlein a parlare con questa gente anche soltanto a contatto con ambienti islamici si vestivano da suore. Capisci la differenza? Però a volte vedi la differenza come viene premiata con l'avviso di garanzia, che vuol dire stai lavorando troppo Meloni, come era già successo a Salvini, stai lavorando troppo Salvini, difendi troppo i confini d'Italia, adesso invece stai mettendo troppo pepe in culo sulle ferrovie, sui lavori che ha bisogno la tratta ferroviaria, non andare così veloce. Capite questi avvisi? Sono avvisi di garanzia, ma sono avvisi anche in un altro senso. Chi ha orecchie per intendere intenda, non pensate male. Ancora WhatsApp, signori, grazie a chi mi scrive 34067 09 659. La magistratura, proprio come il lerciume sinistro, è il peggio dell'antidemocrazia. Non sopportano che il popolo non voti loro.
lavoro. Urgentissima la riforma della giustizia, morente causa toghe rosse. E ancora il Quirinale sempre muto sui tanti attacchi alla democrazia, pagato per fare l'arbitro super partes. Noi prendiamo le distanze da questi messaggi poco riverenti verso il Quirinale. Ciao Sammy, ma è vero che la nave che porta gli ospiti in Albania ha cambiato nome e adesso è stata registrata come Boomerang? Walter, non fare lo spiritoso, che già stanno tornando indietro perché ne hanno trovati alcuni con raffreddore. Non va bene. Si scherza, certo. Scherziamo e cerchiamo di sdrammatizzare la giornata, che non è particolarmente drammatica, però un bel autogol della sinistra, tutta acqua al nostro mulino. L'attacco alla Meloni rinforza il governo, scrive Battista, e sono in molti a pensarla come te, sai, anche all'interno del PD. È ora di fare una manifestazione contro quei magistrati alla law. Voi contro il traffico di migranti a favore della polizia. Silvio da Torino. E ancora, basta magistrati, vengano sostituiti da un computer, risparmieremmo un'infinità di euro, avremmo più imparzialità. Oddio, non lo so, se un computer cinese magari consuma poco, ma chissà che ci dice. Ma chi è questo magistrato che ha indagato Giorgia Meloni? L'uomo che sussurrava ai cavilli, Roberto. Faminga el spiritus, el martur, diceva mia nonna. No, è lo stesso che aveva insistito con Matteo Salvini colpevole, capito? E quindi già questo è tutto un programma. Per me il miglior titolo di un quotidiano del giorno sarebbe Toghe rosse alla riscossa dopo l'affronto della riforma. Vediamo come reagisce il governo, ci scrive Joe. Ciao Sammy, non ci basta l'olio di ricino per tutti, come facciamo? Sante da Treviso, compra olio a Cerbis, caro Sante, molto meglio. Buongiorno Sammy, ma certo che deve attaccare la Meloni, sono alla frutta, questi sono gli ultimi atti disperati. Spero che tutto questo sia di sprone a lavorare H24 per portare a termine tutte le riforme che erano nel programma elettorale, ci scrive Mario. E poi ancora licenziare subito chi ha selezionato i 49 per l'Albania. Non ci dovevano essere errori di sorta, ci stanno costando una cifra impossibile. Poi queste figure, ne mandiamo in Albania 49 e solo in settimana a Lampedusa oltre 1000. Vi pare sostenibile? Solo per gli stipendiati in Albania, tra hotel e ristoranti e qualche avventura, come riferitomi da... Oddio Maurizio, cosa sai che noi non sappiamo? Mattarella, invece di incontrare il CSM con urgenza, preferisce per sua immagine ricevere Sinner, grande presidente che sa quando tacere. Amen. Sinner che mi pare che non ci voglia andare da Mattarella. Oggi sul Corriere tirano le orecchie al grande Sinner. Come si permette a non andare da Mattarella? Qui mi fermo, signori, lo so, non ne avete ancora abbastanza di Sammy Varin. Di più, ancora di più, sempre più. Ritorno tra 10 minuti, terzo tempo con Sammy Varin nel È tutto magna, ma soprattutto prevedo, stravedo, arriva Politicastri. Ce l'avete richiesta la signora delle stelle Deborah Bellotti, 10 minuti e l'arriva.